Allora, amici della Sardegna, non c'è bisogno di presentarvelo, questo lo conoscete tutti. Ci troviamo a Isili, questo è l'uraghe Isparas. Siamo venuti qua non solo per vedere questa meraviglia archeologica, uno dei nuraghi più belli del sud Sardegna, situata a Isili, un bellissimo comune che ci piace sempre visitare, ma siamo venuti qua anche per divulgare un lavoro strabiliante del collega Fabrizio, che ha preparato per voi, per noi, per tutti quelli che amano l'archeologia, anche questo. E con un po' di emozione vi faccio vedere il modellino che ha preparato, anzi il diorama. Fabrizio ci tiene tanto che si usino i termini giusti ed è giusto così. Il diorama che ha preparato questo esemplare di, come possiamo dire, di artista, che faccio fatica anche a trovare le parole. Siamo venuti qua per divulgare e lasciare in comodato d'uso questo bellissimo esempio di diorama che rappresenta appunto il nuraghe Isparas di Isili. Se Fabrizio mi aiuta, vi faccio vedere una particolarità, e cioè che tramite un'apertura che lui ha preparato si vede anche l'interno del nuraghe della Tolos con il pozzo. Ricordatevi che diversi mesi fa noi abbiamo pubblicato una foto, una chicca di questo nuraghe con la Tolos ancora aperta prima che facessero i lavori. Adesso, grazie all'intervento dell'assessore alla cultura Erika Faedda, noi piazzeremo al museo questo diorama, in modo tale che chi ama la Sardegna, chi ama Isili e chi ama l'archeologia possa venire a visitare un po' tutte queste robe qua.